la pista ciclopedonale è impossibile da percorrere sia con la bici sia a piedi e anche con la sedia a rotelle. Ci sono persone che la frequentano anche con la sedia a rotelle e con i passeggini e appunto è impossibile. Il mancato sfalcio dei rami in via Alberto da Giussano, che attraversa la zona industriale di San Pietro in Gua, ha reso di fatto impercorribile la pista ciclabile. Io una volta ho battuto anche su per qui. A biciclette, passeggini e sedie a rotelle non resta che camminare sulla carreggiata, a sua volta ristretta dalle ramaglie sporgenti, a rendere la situazione ancora più pericolosa il continuo passaggio di camion che fanno la spola tra la zona industriale e i centri abitati. Al problema dell'assenza di manutenzione in questa via si aggiunge quello dell'adiacente provinciale che collega San Pietro con Carmignano, dove una pista ciclabile esiste finora solo nelle promesse delle amministrazioni e la fermata della Corriera è una scivolosa piattaforma larga pochi centimetri a bordo strada. Pericoloso? Se passa un tiro a destra e a sinistra cosa facciamo? Ci dobbiamo sdraiare nel campo? Oltre ad essere decisamente pericolosa, la fermata è anche pressoché invisibile da quando la segnaletica è stata abbattuta da un temporale. Cercherei di dire anche alla provincia di Padova, visto che la strada è provinciale, e lo dico forte, che non è che siamo il sederino della provincia. Perciò, dai, per cortesia,